È stato un anno fantastico, è come imparare a nuotare tuffandosi all'oceano. Non ci credevamo veramente di arrivare con 12, anzi 13 pubblicazioni e ben 50 tra racconti, poesie, fatti di cronaca, biografie di personaggi famosi, occupandoci anche di diverse tematiche sociali, e questo grazie anche al nostro editore Antonello Lapiana e Tano Moruso della GAE Editori. Antonello, questo primo anno per te com'è stato? È stato un anno bellissimo, intenso sicuramente, molto ricco di avventure, salite, discese, però devo dire che siamo veramente orgogliosi. Porto anche saluti da parte di Gaetano Moruso, non è qui con noi perché purtroppo la salute in questi giorni non l'accompagna, però vedrete l'anno prossimo anche lui quello che riusciremo a fare grazie a questa meravigliosa squadra. Io passo subito la parola agli altri perché sono loro i protagonisti. Passi la parola a Valentina Carmen Chisari. Sì, quest'anno con Brevis è stato un privilegio perché ci ha permesso di raccontare qualcosa che forse non avremmo mai raccontato e di scoprire delle storie insieme ai nostri lettori che comunque sono stati felici di leggerci, perché diciamo le copie vanno sempre a ruba, lo possiamo anche dire, nelle edicole anche online, e quindi speriamo sempre in un numero ancora più grande di quelli che sono i nostri lettori e di chi ci ama e ci segue. Nadia. Sì, è stato un anno incredibile. Una new entry. Sì, illustrare è stata la parte più bella di questo percorso e ringrazio tantissimo l'opportunità di poter illustrare e pubblicare appunto con GAE Editori. Un progetto di cui ringrazio tantissimo sia il nostro direttore Concetto che gli editori. Mi sento insieme appunto agli altri autori un passeggero su un aereo tra braccia sicure di aviatori che certamente ci faranno librare verso nuovi orizzonti e verso sogni sempre più alti.